Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Correnti umide atlantiche si affacciano sull'Europa per allontanare definitivamente l'anticiclone, anche se sarà protagonista indiscusso nei prossimi giorni, almeno fino al 6 febbraio, con le nebbie sempre diffuse sulla Val Padana e un clima nettamente mite anche sui rilievi, con però nuvolosità in aumento su tutti i settori. Se andiamo infatti a notare da questa grafica, possiamo vedere l'arrivo di questo fronte, seppur debole, molto umido proprio a causa delle correnti umide da ovest, che porteranno una maggiore nuvolosità tra mercoledì e giovedì, con possibilità di qualche pioviggine sul Levante Ligure, la Toscana e la Val Padana, con nebbie ancora protagoniste. Però vedete come la situazione si andrà a creare a partire dal 9 di febbraio. Ci sarà una maggiore dinamicità sulla Gran Bretagna, su parte della Francia, e questo determinerà l'allontanamento definitivo dell'anticiclone. Quindi confermata l'evoluzione a partire dal 9 di febbraio, quando una profonda saccatura di matrice atlantica riuscirà a richiamare poi anche con sé aria artica sulla Gran Bretagna, portando condizioni di instabilità su quei settori, maggior nuvolosità e possibilità di piovaschi anche sul nord-ovest, mentre ancora stabile il tempo rimarrà al centro-sud. Ed ecco la fase di maltempo che si preannuncia molto instabile e arrivare proprio una giornata di sabato a causa di questa profonda saccatura sul centro-nord Europa. Questa profonda saccatura richiamerà con sé aria artica che al momento però non vede influenzare l'Italia, di conseguenza il clima rimarrebbe di tipo autunnale, con quota neve al momento stimata attorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi. Proiezioni diverse vengono viste dal modello americano, che come vedete vede la saccatura e questa fase di peggioramento anticipata già nella giornata di venerdì 9 febbraio, quando queste correnti di matrice artiche andrebbero a influenzare anche parte della Francia e la Spagna, ma questa fase di peggioramento porterebbe sì con sé delle precipitazioni poi anche sull'Italia, ma seppur in modo sparso sulle regioni del nord. Fase di maltempo molto intensa invece rimarrebbe costante sulle due isole maggiori e sul Nord Africa a causa di un minimo di bassa pressione. Questa però è una tendenza davvero molto bassa, e quindi ancora difficile capire l'entità e la distribuzione dei fenomeni, proprio per i modelli ancora ad oggi discordi l'uno con l'altro, e quindi dovremo ancora attendere diversi giorni per capire soprattutto che tipo di clima sarà. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.